Ne- Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentrovati, buongiorno, eccoci qui con una nuova puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi. Bravissimi, la pesca, benissimo. Potete seguirci sui canali social della radio o anche sui nostri canali personali. Siamo qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Preparate carta e penna e una tisana rilassante. Allungatevi sulla vostra poltrona perché oggi parleremo di psicoterapia, e lo faremo con Elena Colombo. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno a tutti. Dopo aver collaborato per anni con diverse strutture nell'ambito della salute mentale, ha deciso di dedicarsi completamente alla libera professione. Nel suo studio effettua consulenze e percorsi di psicoterapia per adulti che stanno vivendo un momento difficile o che desiderano conoscersi meglio. È sempre stata affascinata dalle potenzialità dell'essere umano, in modo particolare dalla capacità di crescita personale. Ama la natura, le passeggiate e prendersi cura di piante e fiori. Ci parlerà quindi oggi di segreti, consigli del lavoro autonomo declinato al femminile la nostra ospite, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo, mi stavo confondendo, scusateci tutti. Ben arrivata e ben ritrovata. Va bene, partiamo con le nostre domande. Buongiorno, nome? Elena Cognome? Colombo, Città? abito a Dervio e ho lo studio a Lecco. È stupenda Dervio? Sì, molto Stupenda, bella. bellissima, la conosco, molto bella. Sei sul lago. Sul lago. Mamma mia, che meraviglia! Professione? Psicoterapeuta. Cosa fa una psicoterapeuta? La psicoterapeuta aiuta le persone a conoscersi in profondità e a ritrovare benessere emotivo e mentale. Giusto per chiarire, cosa non fa una psicoterapeuta? Una psicoterapeuta non dirà mai cosa è giusto e sbagliato per la persona, quindi non darà mai dei consigli, ma piuttosto aiuta a esplorare i diversi scenari possibili. Ad esempio, se ci sono più possibilità, si esplorano le varie strade. Quindi se abbiamo questa strada e cosa può succedere se scegliamo questa strada, se scegliamo l'altra strada, cosa può succedere se scegliamo l'altra strada. Ovviamente è la persona che poi decide, insomma, quello che è Dove meglio andare a per lui. sbattere sostanzialmente. Esatto. Oppure insomma no dai, stiamo scherzando. Allora, da quanti anni sei in rete al femminile? 1 anno circa. Perché sei in rete al femminile? Allora, sono in rete al femminile perché dopo aver lasciato il lavoro da dipendente, mi sono resa conto che mi mancava proprio quella che era la condivisione che spesso c'era, quando collaboravo con i miei colleghi, quindi quelle occasioni di scambio nate alla macchinetta del caffè, condividere le gioie e i dolori. Quindi, essendo nel mio studio da sola, ho avuto il bisogno di ricercare, una rete di donne che condividesse il mio modo di vedere il lavoro e i miei valori. Senti, qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Secondo me l'empatia e la capacità di collaborare e l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è fondamentale. Ma da piccola cosa volevi fare? Da piccola sognavo di fare la maestra. In qualche modo Sì. però, no? Sì, sì, mi piace un po'. Adesso mi dedico alla divulgazione psicologica, quindi diciamo che un po' quello che imparo, diciamo, mi piace trasmetterlo. Esatto, quindi insomma non sei andata molto No. lontano. Senti, cosa ti ha portato a decidere di dedicarti alla libera professione nella psicoterapia? Cioè che cosa è Okay, cambiato, no, da okay. da quando eri appunto, come hai detto prima, dipendente, perché in realtà è molto comune, diciamo, alle donne di rete al femminile, insomma, o anche alle donne in generale che a un certo punto, no, se ne vanno da
da un'attività in cui sono dipendenti e si mettono in proprio. Cosa succede? Allora, sicuramente il desiderio di esprimermi liberamente e di, creare la mia professione sulla base dei miei valori personali, quindi su ciò che per me è importante senza avere troppi condizionamenti o diciamo regole esterne. E allo stesso tempo anche un forte bisogno di sicurezza, perché in realtà nella libera professione che sembra apparentemente magari incerta, ho trovato una forte sicurezza in quello che è il mio lavoro e il mio modo di lavorare. Ma ecco, forse l'insicurezza c'è sicuramente dal punto di vista, se vogliamo, anche l'aspetto economico, nel senso non abbiamo uno Certo, stipendio, non abbiamo una certezza a fine mese, ma una chiarezza esatto. sicuramente si trova e Sì, sì, questo è sì, più una fondamentale. sicurezza interiore. Esatto, perché non puoi pensare di metterti in proprio se non hai chiara la visione su quello che vuoi fare, non puoi affastellare 1000 cose, faccio questo e anche quello. Certo, È molto importante per sì, questo. sì. Se uno ha le idee chiare, effettivamente la libera professione è una buona alternativa. Senti, ogni tanto sai che parto con le domande Vai, bizzarre, no, vai. intercaliamo le cose serie alle mare o montagna? Mare, Ma mare, quale? mare. Quale? Mare della Sicilia, mare Ah, della che Sardegna, meraviglia! ma un po' tutto va bene. Allora, prosa o poesia? Prosa. Prosa. Allora, visto che hai detto prosa, adesso andiamo con la poesia invece noi. Giustamente, perché siamo bastian contrari e siccome io amo sia la prosa sia la poesia, in questo periodo sono molto sensibile alla poesia, sto tornando un po' a frequentare la poesia, allora ho scelto per te una poesia tratta da un libro che sicuramente tu amerai tantissimo, che è Psicologia e poesie di Jung. Allora, l'arte e la psicologia sono strettamente connesse perché l'arte è un'attività psicologica che merita un'analisi psicologica. Sebbene siano collegate, l'arte e la scienza restano domini sovrani, indipendenti l'uno dall'altro e comunque nel proprio ambito. Adesso leggiamo questo brano di Jung, che secondo me è stupendo, poi tu ci darai la tua lettura. Anima mia, dove sei? Mi senti? Io parlo, ti chiamo. Ci sei? Sono tornato, sono di nuovo qui. Ho scosso dai miei calzini la polvere di ogni paese e sono venuto da te. Sono a te vicino, dopo lunghi anni di lunghe peregrinazioni sono ritornato da te. Vuoi che ti racconti tutto ciò che ho visto, vissuto, assorbito in me? Oppure non vuoi sentire nulla di tutto il rumore della vita, del mondo? Ma una cosa devi sapere, una cosa hai imparato, che questa vita va vissuta. Questa vita è la via a lungo cercata verso ciò che è inconoscibile e che noi chiamiamo divino. Non c'è altra via. Ritorno temprato e purificato. Mi conosci ancora? Quanto lunga è durata la separazione? Tutto è così mutato. E come ti ho trovata? Com'è stato bizzarro il mio viaggio. Che parole dovrei usare per descrivere per quali tortuosi sentieri una buona stella mi ha guidato fino a te? Dammi la mano, anima mia quasi dimenticata, che immensa gioia rivederti, oh anima per tanto tempo disconosciuta. La vita mi ha riportato a te. Molto bella. A te la parola. Sì, sicuramente è una poesia molto bella che dal mio punto di vista, anche dal punto di vista psicologico, può parlare di quello che è il viaggio, no, che durante la vita facciamo per ritornare a noi stessi. Quindi nasciamo, ci mettiamo a fare tutta una serie di cose prese anche da dei condizionamenti, da dei doveri, delle cose che bisogna fare e a volte queste cose ci allontanano un po' da quello che è il nostro vero io a volte. Quindi il liberarsi piano piano di tutte queste cose, viaggio che si fa durante la vita, può aiutare a ritornare a noi stessi. La polvere sono le esperienze Mh-mh. accumulate durante il viaggio e tutto ciò che è stato vissuto e poi lasciato indietro, quindi questa immagine di scuotere la polvere, non è un po' simile all'immagine un po' meno, se volete, poetica, ma un po' come quando no, quell'immagine di quando prendi la tovaglia e sbatti la Sì, tovaglia. sì, sì. Non è Sì, 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 simile sì. come no, come Mh-mh. come gesto, come Esatto. desiderio proprio di Liberarsi. lasciare andare Mh. quello che è il Mh-mh. le briciole del passato, Mh. oltre appunto alla polvere, no, il tempo insomma, insomma la poesia vabbè andiamo avanti, perché se no stiamo qui 6 ore a parlare della poesia e invece noi vogliamo sapere
Qual è la musica che ascolti? Rock, classica? Dici la verità. Dimmi la Allora, verità. diciamo che a seconda dell'umore, a seconda di come sto, dell'energia di cui ho bisogno, spazio un po', Mh-mh. rock non molto, mi piace anche un po' di musica pop, musica leggera, quindi diciamo che sono aperta, non ho un genere definito. Cari radioascoltatori, vi devo dire una cosa: se volete parlare con la nostra meravigliosa ospite di oggi, psicoterapeuta, quindi se avete qualche domandina da fare approfittatene perché ecco, è sempre molto interessante parlare con una professionista. Il nostro numero per partecipare in diretta è 0292947222. Chiamateci e noi saremo lei sarà lieta di rispondere, io ve la passo e basta. Le risposte sono le sue. Senti, ma nel tuo lavoro c'è più musica classica o più rock? Allora, direi che dipende un po' da cosa sto facendo, quindi mi viene Mh-mh. in mente quando mi sto dedicando alla burocrazia, la parte un po' più tecnica, metterei una bella musica leggera, ma rilassante, e altre invece sono parti più movimentate, quindi richiedono più ritmo. Dipende anche, quando faccio terapia, dalla persona che ho di fronte, Certo. quindi se la persona sta affrontando un momento che ha bisogno di delicatezza, ci vuole un certo tipo di musica. Se sta affrontando altre montagne russe emotive o sta vivendo ha bisogno di ritmi più sostenuti, È chiaro. c'è un altro tipo di musica ancora. Certo, certo. Senti, sempre con le nostre fantastiche, interessantissime domande: cinema o teatro? Cinema. Cinema che Mh. genere ti Allora, mi piace? piace genere thriller psicologico, Urca. drammatico, anche horror, oppure le commedie. Allora questa è una delle domande che io amo fare. Anni '60, '70, '80, '90 o ci proiettiamo già direttamente nel futuro, nell'iperspazio, non lo so, dove vuoi andare? Anni '80 perché sono dell'89 Wow, e niente, mi piacciono ti piacciono? Baglione e Venditti per ricordarmi un po' di quegli Ah, anni, Baglioni no? e Venditti, va vediamo poi cosa succede allora. Senti, in che modo il contatto con la natura e l'osservazione del cielo ti aiuta a mantenere un equilibrio? Devi averlo scritto da qualche parte sicuramente, perché se no non me lo inventavo. È un approccio meditativo il tuo, no? Sì, Sì. nel senso che, amo la natura perché mi permette di entrare in una dimensione di calma e profonda rilassatezza. Mh-mh. Diciamo che è una delle cose Sì. che più mi rilassa e mi aiuta a E poi hai rigenerarmi. anche un vantaggio: tu apri le finestre di Infatti, casa, no, faccio una bella passeggiata. diciamo la verità. Eh sì, È esatto. meditativo quel Sì, sì, sì. Sì, meditativo, ma anche un meditativo molto naturale, quindi non c'è un immergersi in un po' un sentirsi anche in sintonia ma con quello che invece c'è. parlando di inquietudine, il lago spesso, no, è paragonato all'inquietudine. A te che sensazione dà il lago invece? Ma forse il lago più invernale, no, Mh. quando c'è quelle serate d'inverno dove fa molto freddo, più lì c'è più un'atmosfera cupa. Sì, Se invece c'è una bella che giornata di bello. agosto, col sole e le barche a vela, c'è un'altra energia. C'è un'altra energia, ma noi abbiamo scusatemi, mi sono dimenticata, dimenticanza imperdonabile. Allora, questa è una trasmissione tutta al femminile, quindi io devo ringraziare e salutare alla parte tecnica la nostra splendida, meravigliosa Sveva. Grazie Sveva. E quindi adesso che dici? Andiamo con questo omaggio per la nostra ospite che ama Venditti.
Ed eccoci qua, ma quanta strada per rivederti ancora. E quando non avete una strada, cercate le cose che non trovate nella poesia. Chissà, magari ci sono. Va bene, andiamo avanti. Colore preferito? Blu. Wow! Allora, in che modo la tua passione per la natura e il giardinaggio influisce sul tuo lavoro con i pazienti? Immagino che tu abbia delle piante in studio e ne conosci il significato? Sì. Allora, credo che prendersi cura di una pianta sia un po' come prendersi cura di sé, quindi è un gesto molto, terapeutico, Mh. creativo quello di curare le piante, annaffiarle, guardarle giorno dopo giorno. Nello studio sì, ho diverse piante, le mie preferite in questo momento, sono una piccola mangrovia che è in un'ampolla d'acqua e il significato è resilienza e adattabilità. Poi c'è la Bellissimo. monstera che è molto bella, mi piace la monstera bella grande, che è simbolo di crescita e espansione. E il pothos e l'etalee di pothos, perché amo fare l'etalee, cioè quindi propagare i rametti di pothos che dall'acqua poi, da rametti morti, quindi Sì, senza sì, vita, sì, sì. riprendono vita Ma e quindi parlano di ma ti rinascita. piacciono anche le aloe? Le aloe no, non ce l'ho l'aloe. Ma la vorresti? Eh, non è male. Allora devi tornare Mh. perché ti prometto che ti porto un'aloe, perché io faccio quel Grazie. lavoro lì del Talee con le Ah, aloe, son piena di aloe. non ci ho mai provato. Vabbè. Segno zodiacale. Acquario, ascendente Ascendente? acquario. Che dire, Mh. cioè nel senso, acquario, ascendente acquario, cosa ci dice di te? Parla del bisogno che ho di libertà e di Ah, esprimermi che liberamente. meraviglia, che meraviglia. Senti, la tua citazione preferita? Allora, in questo momento mi piace molto questa frase che dice: "Se nessuno si perde, chi troverà nuove strade?" E Che quindi beh, io allora, io lo dico sempre, un modo veramente molto forte, trasgressivo, preparate carta e penna per perdervi, è la poesia, perché vi perderete dentro di voi. Ve lo consiglio, un viaggio bellissimo, un viaggio bellissimo. Allora, cosa ti affascina di più nella potenzialità degli individui? Quali strumenti o tecniche usi per aiutare le persone a scoprire e sviluppare il potenziale? allora sicuramente mi affascina il potere che tutti abbiamo di crescere, di Mh. migliorarci, di progredire come esseri umani, a partire dalla conoscenza di chi siamo e di come funzioniamo e dalle nostre caratteristiche. Quindi la possibilità che abbiamo anche nel corso della vita, affrontando anche le varie situazioni più o meno complicate, più o meno difficili, errori, cambi di strada, eccetera, di sciogliere quelli che sono i nostri nodi o i schemi irrisolti che ci tramandiamo anche da generazioni probabilmente, per decidere invece quella che è la nostra vita. 3 sostantivi che ti definiscono. Allora, mi viene in mente gatto, perché ho 2 Oh. gatti che adoro e quindi sono una parte di me in questo Come si momento. chiamano? Crochi e Mia. Ah, che carini, dai. Candela come Mh. simbolo un po' di rilassatezza, nel senso che Mh-mh. ricerco molto un ambiente rilassante e tranquillo, e le piante, no, quindi Che sempre come bello, bellissimo. Senti, cosa significa per te conoscersi meglio? sì, allora avere consapevolezza di come siamo fatti, sia di quelli che sono i punti di forza, ma anche i punti di miglioramento, delle imperfezioni, delle cose che invece non ci piacciono per niente, con cui dobbiamo scendere a patti, imparare a fare amicizia, perché sono parte insomma della nostra storia e della nostra individualità. Allora, adesso ti dico una frase, ti leggo una frase, tu mi dici se sei d'accordo o meno. Allora: "Le persone sono altrettanto meravigliose quanto i tramonti, se io li lascio essere ciò che sono. In realtà, la ragione per cui forse possiamo veramente apprezzare un tramonto è che non possiamo controllarlo. Quando osservo un tramonto, come facevo l'altra sera, non mi capita di dire: addolcire un po' l'arancione sull'angolo destro, mettere un po' più di rosso porpora alla base, usare tinte più rosa per il colore delle nuvole. No, non tento di controllare un tramonto, ammiro con soggezione il suo dispiegarsi. Ora,
riportandolo alle persone ovviamente. Sei d'accordo con questa affermazione di Carl Rogers, che era lo psicologo statunitense fondatore della psicoterapia centrata sulla persona, è noto per gli studi sul counseling, sulla psicoterapia all'interno della corrente umanistica della psicologia. Quanto il giudizio e le aspettative che riponiamo sugli altri possono influire e danneggiare gli altri. Assolutamente vero, è una frase molto Hai 20 minuti di profonda. tempo, rispondi Sì, ci vuole tranquillamente, un guarda, tempo tutto quello infinito, che libri vuoi. su libri Siamo qui ad probabilmente mi ascoltarti, vai. A volte abbiamo le aspettative che se controlliamo, no, quindi se controlliamo se facciamo le cose come le abbiamo in testa, tutto andrà appunto come abbiamo in mente, questo ci impedisce di soffrire. Cioè noi a volte controlliamo perché non vogliamo soffrire, no, Certo. in realtà, più controlliamo, più la sofferenza si Mh. genera, quindi la vera sofferenza, che è diversa dal dolore, no, la vera sofferenza è dettata proprio dal cercare di modificare le emozioni e la realtà a nostro piacimento, secondo un'ottica di giusto o sbagliato che abbiamo in mente noi, che in realtà magari è questo stesso bisogno di controllo che ci ingabbia, no, quindi il controllo ci fa vivere nella testa, in quello che pensiamo sia giusto o dover essere, e non ci permette invece di osservare quello che c'è, no, quindi amare le sfumature dell'esperienza e della vita, anche con tutte le imperfezioni e le cose. Ti faccio una domanda, mi viene in mente ora. Allora, il controllo va bene, può appartenere a tutti, eccetera, ma parliamo un attimo della relazione genitori e figli, no, i genitori ripongono molte aspettative nei figli e hanno anche un'azione di controllo sui figli, che può essere giusta, no, ovviamente fino a un certo punto. Non è più giusto quando pretendono che le loro aspettative debbano necessariamente essere quello che fa bene a te. Allora, c'è delle volte c'è un po' questa crisi, no, tra genitori e figli. Non è perché talvolta siamo di fronte a delle situazioni in cui i genitori non sono pronti a capire che il mondo è cambiato. Non sono pronti perché quando loro erano giovani non c'erano le parole per parlare di alcune patologie, non c'era la conoscenza di alcune cose, quindi arrivano da un passato che non li ha, tra virgolette, passatemi il termine, "educati" o sensibilizzati e quindi sono ancorati al loro: "Ah, ma io l'ho fatto per amore dei miei figli. Ah, ma io di qui, ah, ma io di là". Ecco, poi in realtà ti accorgi che il figlio voleva far tutt'altro Mh. e che non sarebbe neanche stato uno sprovveduto in quell'altra cosa o un fallito. Mh-mh. Ecco, perché c'è questa rigidità? Questa è proprio una cosa estemporanea, mi è venuta in mente adesso, quindi c'è un domandone magari da $1.000.000, ma affrontiamo un attimo questo Sì, sì, argomento sì. proprio in No, totale sicuramente è un argomento molto interessante e complesso, nel mh, senso che secondo me, anche questi genitori provengono da una storia e hanno un loro modo di vedere le cose che li porta a magari mettere in atto un po' ehm, avere delle aspettative poi sui figli, quindi come dire, va mh-mh, tutto sempre visto in un'ottica di grande empatia e comprensione, perché sono situazioni molto faticose. Sicuramente rispetto a anni fa, la visione di quella che è, il mondo emotivo, no, quindi la psicologia, c'è una maggiore attenzione alle emozioni che, precedentemente non c'era e quindi insomma stiamo un po' cambiando i tempi e anche, sistemi educativi, il modo di cioè, approcciarsi, i punti di vista sono bisogna un po' a infatti diversi. spezzare secondo me una lancia a favore di alcuni genitori, perché è proprio una loro incapacità di guarirsi, Mh, perché non sanno che hanno delle ferite anche loro. mh, Perché per tutta la loro vita si sono dedicati a famiglia, lavoro, questo, mh, quest'altro, quell'altro e non si sono presi cura, non mh-mh, si sono mh. curati. È possibile? Sì, sì, anche perché proprio, come dicevamo prima, magari c'era attenzione ad altre cose, no, quindi, Certo. come spesso succede ancora oggi, a volte si devono fare cose, quindi ci si perde poi quelle che sono le emozioni, lo stare bene e come si sta È a un po' la volte. prigione del fare. Mh, Fare, fare, del dovere fare, anche. dovere Mh. fare. Va bene, quindi adesso ci dici qual è la cosa più difficile che sai fare. Mh. Ah. Allora, la cosa più difficile che so fare sono bravissima a, creare malfunzio Okay. cre
A creare malfunzionamenti con le cose tecnologiche, nel senso che io mi avvicino a un computer, il computer esplode. Allora signori, se esplode oggi Ci sono qualcosa in imprevisti, radio, cose me l'ha detto, è strane, quindi colpa quello son sua. No, bravissima. vabbè. Va bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità prima che qui esploda tutto. Ecco. Facciamo un check subito. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. No, ma dai, ti prego, torniamo ancora un attimo. Questa cosa mi ha fatto veramente morire da ridere. Mh-mh. Dai, raccontaci un episodio. Non lo so, magari non va magicamente la stampante, si blocca solo quando arrivo io, ma cose così, Ma no, ma non ci crediamo, ma non ci Però crediamo. sono migliorata ultimamente, Ma guarda, io non va ci meglio. credo, non è vero. Secondo me tu porti della magia invece. Mh. E probabilmente se si fermano è perché la magia vuole così, chissà. Come riesci quindi a gestire lo stress e le emozioni di una stampante che si ferma? No, scherzo. Nel tuo lavoro, come riesci a gestire le emozioni? Allora, le emozioni, vabbè, sicuramente è importante per me definire, quella che è la sfera lavorativa e la vita personale, nel senso che è capitato in alcuni periodi, soprattutto durante la pandemia, no, quando ho dovuto lavorare da casa, quindi non c'era la possibilità di accedere allo studio, di aver fatto molta fatica poi a insomma, preferisco avere uno studio definito fuori casa e avere c'è anche chi ha lo studio in casa in Io. realtà, ecco, però anche proprio per anche come tipo di Sì, no. lavoro preferisco. No, C'è chi no, lo fa, però per me è meglio così. è vero, io Mh. no, io lo faccio anche per comodità, perché avendo la nuvolina, la cagnolina, insomma sono tranquilla in casa, poi comunque c'è lo spazio per avere poi devo dire la verità, ho la fortuna di avere una finestra, che praticamente, ha una vista meravigliosa su Milano, sulle montagne, vedo il Resegone, Mh. mi piace da matti. Va bene, senti, un sogno ricorrente. Allora, faccio sogni abbastanza astratti, quindi non saprei raccontarlo, per fortuna però non analizzo sogni, quindi Ti va bene immagini? così. Ma se no veramente che ansia, cioè sta povera donna non può neanche sognare che subito dice: "Oddio cosa ho sognato, perché l'ho Esatto. sognato". Ma deve essere stressante comunque da un certo punto di vista, è vero? Mh-mh. Eh sì, a volte sì. Sì. Insomma, di cosa hai paura? Perdere le persone importanti, quindi la perdita. Certo. Mh. Quali competenze deve avere un bravo psicoterapeuta? Allora, senza dubbio una buona capacità di ascoltare, l'empatia, una conoscenza delle tecniche, quindi avere fatto una buona formazione, ma anche proprio l'entrare in sintonia, in connessione con l'altra persona. Quindi Certo. Ma, se, a metà percorso per esempio vedi che viene a mancare questa sintonia o magari la persona si perde, come dicevamo prima, come reagisci? Cioè la lasci andare o cerchi in qualche immagino che voi non
possiate fare nessuna forzatura giustamente sulle persone. E se Assolutamente. vedi che non stai ottenendo il risultato, cosa fai in una fase critica, Allora, se diciamo? non si ottiene il risultato, beh, è chiaro che, da entrambe le Mh, parti quello che, è più importante, diciamo, delle tecniche stesse, è proprio anche il cercare di capire cosa sta succedendo nella relazione, no, quindi in quel momento, e sicuramente si affronta apertamente, con la persona, la questione, quindi si chiede se certo. dall'altra parte c'è questo tipo di vissuto e si cerca di capire nel qui e ora. Anzi, questi sono i momenti anche più che Mh. spesso sbloccano, no, Ah, ecco. perché si ripetono nella relazione tra Mh-mh. terapeuta e paziente quelle che sono delle dinamiche che magari la persona ripropone anche fuori, all'esterno, e quindi in terapia ha la possibilità di analizzarle e di Son come delle entrarci. prove. Esatto, Anzi, tu sì, sì, dici: sì. "Ben venga", che così Eh sì, no, almeno sono i momenti certo, migliori e certo. Più più veri ricchi, forse, sì. no, bellissimo. Senti, i tuoi hobby. Allora mi Facciamoci piace un po' i fatti tuoi, vogliamo sapere i tuoi hobby, guarda un po'. Sì, come dicevo mi piace stare in natura, occuparmi delle piante, fare delle Mh. passeggiate, ma anche trovare cose belle per arredare casa, quindi creare un ambiente bello. Ti piace vincere facile, perché veramente esci di casa e hai Eh la sì, meraviglia, va mh, bene. Allora adesso una città dove vorresti vivere, una città sul mare dove vorresti vivere. okay. Non saprei. Ovunque, ovunque ci basta che ci sia il Il mare, mare, poi vabbè tanto dopo tanto lago lei vuole eh. il mare, quindi ovunque ci sia del mare, va bene. Qual è il tuo rapporto con i social? Allora, mi piace utilizzarli e credo che siano uno strumento molto utile, per divulgare, e in particolare appunto in questo momento sto cercando di, utilizzare il canale Instagram per Mh. divulgare la cultura psicologica. Chiaramente non è semplice, perché se da un lato, garantiscono una buona leggerezza, Mh. permettono di raggiungere tante persone, però, mantenere anche, come dire, un approccio etico e un approccio che sia, di responsabilità nei confronti delle persone è un Ma quindi dai bel consigli anche? Fai dei reel, dai dai consigli? consigli. Dai così Come così dicevamo i vabbè consigli. okay, okay, scusa, No, non son stata attenta. No, no, i consigli nel senso, dici la tua insomma. sì, 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 Okay, quindi ti possiamo seguire? volentieri. Oh, che bello! Dici cos'è il tuo profilo Allora, Instagram? elenacolombo.psicoterapeuta. E invece il tuo sito? Il Così mio almeno sito è www.elenacolombo, psicoterapeuta.it. seguitela, seguitela anche sui social, seguiteci, seguite anche Radio Libertà e lasciateci i vostri feedback. Diteci quanto vi piace questa trasmissione, se siamo simpatiche, se ci ascoltate e soprattutto cosa vorreste sentire. Chissà, magari avete qualche cosa, fateci delle domande e noi vi daremo risposte. Ricordatevi che se volete intervenire in diretta, il numero per parlare oggi con la nostra Elena Colombo è 0292947222. E torniamo alla nostra intervista bizzarra. Allora, una cosa che detesti. Allora, la disonestà e la manipolazione. Mamma mia, proprio proprio okay, proprio il massimo proprio del peggio. Allora, una cosa che ami. La chiarezza e l'apertura. Allora, qua ti devi impegnare. Una cosa che ti fa ridere. Allora, mi fa ridere la spontaneità, no, Ti quindi mette di buon sì, umore. E quindi ce la facciamo una risata? Vai con la risata, vai. Ma quanto è bella la musica che mettiamo su a Radio Libertà. Allora, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Il core business del tuo lavoro è la gestione delle emozioni. Come si vive gestendo ansia e stress? Questo è un consiglio che serve a me, ve lo dico subito che sono ansiosa, stressata e stresso anche le persone delle volte. No, scherzo. Comunque, come si superano quei momenti in cui tutto sembra precipitare?
Sì, allora sicuramente, le emozioni vanno gestite, nel senso che vanno ascoltate Mh-mh. prima di tutto, quindi è molto importante ascoltare quello che ci stanno dicendo per capire quali bisogni noi, abbiamo, no, quali bisogni emergono in quel momento. Dobbiamo un po' immaginare le emozioni come se fossero dei pulsantini rossi che si accendono su ecco, esatto, su un Ah-ah. computer o che ci indicano che c'è qualcosa, un messaggio che dobbiamo capire per poter stare bene. Quindi, nei momenti di maggiori ansie ci possono essere numerose tecniche che possono aiutare a gestire le emozioni. Nell'immediato sicuramente, Vai, ho carta e ricorrere penna, vai. Carta e penna, dimmi. 1. alla respirazione, no, quindi Sì. rimanere centrati e ancorarsi insomma al respiro e a chi insomma al nostro corpo, Mh. è il primo passo che aiuta. Poi sicuramente, se queste emozioni di ansia continuano è consigliato quindi un buon percorso di terapia per affrontare, queste emozioni. Io delle volte, quando sono magari un po' nervosetta, che magari qualcuno m'ha fatto arrabbiare, metto la musica e mi metto a Ah, ballare. buona tecnica. Sì, sì. È bellissimo, è bellissimo perché proprio lasci che il corpo si Esatto. muova, no, sulle note, un po' senza Mh. e mi sembra quasi una cosa sciamanica, di Mh-mh. ritorno al contatto, no, con qualche cosa di atavico, di Esatto. ancestrale, di un ritmo, anche Sì, un sì, sì. battito che è come legato comunque alla respirazione, eccetera, però insomma credo che sia comunque una bellissima esperienza ballare, soprattutto anche da soli in casa, non necessariamente come esercizio di danza, ma Mh-mh. proprio come, Espressione. ascolto del movimento e dello spazio. Allora, sul tuo sito elenacolombopsicologa.it scrivi che oltre all'utilizzo di tecniche di psicoterapia, una parte fondamentale del tuo metodo è curare l'alleanza terapeutica con la persona che decide di affidarsi a te. Ma guarda, già usi delle parole stupende, poi attraverso l'ascolto attento, la comprensione e l'empatia. Cioè già leggere queste cose ti portano in una dimensione veramente accogliente. Molto spesso credo, no, si abbia un po' anche delle remore, un po' di vergogna delle volte a rivolgersi magari a degli psicoterapeuti, agli psicologi, eccetera. Magari c'è più, entusiasmo magari verso il coach, verso il counseling, eccetera, ma perché uno pensa che magari, no, sia esporsi Mh. troppo, invece credo che sia veramente un rapporto molto, molto bello, molto, molto accogliente ed è una cosa che evidentemente tu sai fare molto bene, perché queste parole risuonano in una maniera pazzesca, ti dà proprio un senso di pace. Mh. Uno dice: "Io se vado qui forse ritrovo me Mh. stesso", no, Mh-mh. raccontaci qualche cosa in più del tuo lavoro. Sì, come un po' accennavo anche prima, quello che è importante al di là della tecnica e dei metodi, perché ci sono i Mh. vari tipi di psicoterapie, è l'alleanza terapeutica, quindi la relazione che si crea tra il terapeuta e la persona. Quindi la persona deve un po' deve ricordarsi, no, che dall'altra parte il terapeuta è una persona umana, no, quindi queste dimensioni di non giudizio, di empatia e di comprensione sono proprio fondamentali. La persona e il terapeuta collaborano insieme verso il raggiungimento dei risultati della Certo. persona. Mi piace molto questa cosa che avevo imparato, diciamo, durante la formazione, perché diceva che la persona è esperta di sé, perché non c'è nessuno più esperto della persona. È vero. E il terapeuta, come esperto della scienza psicologica, mettendo insieme i 2 saperi, si cerca di raggiungere un po' gli obiettivi di Che benessere. bello! Mh. La persona è esperta di sé, ehm, però non si conosce poi Mh. così, cioè è esperta sì, perché probabilmente, in una guardandosi allo specchio come si suol dire, parlandosi in termini di verità, uno sa quali sono i suoi limiti, quali sono i suoi errori, eccetera, eccetera. E poi dopo riconoscerli nel pratico, Mh. è lì, no, secondo me che Sì, sì. casca l'asino, perché uno magari in cuor suo lo sa, Mh-mh.
Poi però forse magari delle volte manca proprio gli strumenti per essere realmente le persone che siamo. Ci Beh, mancano forse degli strumenti delle volte. Vorremmo mh-mh, comportarci in un certo modo, poi arriva qualche cosa, l'ansia, il momento di panico, eccetera, e non riesci a certo. controllarlo. Bene, verrò in analisi dopo, okay? Benissimo, dopo la poesia useremo lo strumento. E devo dire una cosa, è affascinante. Sì, molto. È affascinante Mh. veramente, proprio un viaggio bellissimo, deve essere bellissimo. Complimenti per il tuo meraviglioso lavoro. Come affronti la diagnosi iniziale quando un nuovo paziente entra nel tuo studio? Puoi darci un esempio concreto? Cioè, inizi a guardarli ai raggi X, no, e fai zzz, 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 no, che cosa Sì. fai? Che studio fai? Allora, Raccontaci. beh, più che diagnosi, di solito c'è una prima parte di conoscenza, no, dove Okay. appunto più sono dei colloqui conoscitivi dove si cerca di, conoscere la persona, capire un po' qual è la sua storia di vita, il contesto in cui è vissuta, e cosa succede in quel momento, quindi come mai proprio in quel momento ha deciso di rivolgersi a un terapeuta. Le diagnosi diciamo che servono più che altro per creare un linguaggio comune tra i Mh-mh. professionisti, quindi se devo, passare una devo inviare a un professionista, magari una persona, posso utilizzare, non so, un disturbo descrivere che ha un disturbo di ansia o un altro tipo di diagnosi. All'interno della terapia o della stanza di terapia, ehm, non cioè ci si concentra più che altro sulle emozioni, sui pensieri, sulle esperienze di vita, chi è la persona, al di là della diagnosi. Senti, domandone del secolo: hai mai avuto un'esperienza in cui il tuo lavoro ti ha trasformato profondamente o hai dovuto dire: "Un attimo, mi prendo un attimo di pausa"? Immagino che ci siano dopo tra una seduta e l'altra un momento di decompressione, Sì? comunque eccetera, ma ecco, ma c'è stato proprio un momento in cui hai detto: "Ho bisogno di staccare un mese perché è successo qualcosa magari di molto Sì, forte?" allora diciamo che io ho vissuto degli anni molto faticosi e trasformativi durante il periodo della pandemia. Mh. Quindi io ho vissuto il periodo della pandemia, lavorando in una comunità terapeutica, quindi, uscivo quando eravamo in lockdown, ero in lockdown e poi c'era questa, mhmm, comunità e quindi, mi recavo al lavoro lì. Quindi dopo questa esperienza poi sono stati gli anni in cui ho rivisto un po' quelli che erano i miei valori, i miei bisogni e le mie necessità e ho deciso poi di aprire partita IVA. Quindi sicuramente è stato un periodo difficile, trasformativo, di grande riflessione personale e ha cambiato un po' il mio approccio sia di vedere la vita che il lavoro. Allora, adesso parliamo di fallimenti. Mh. Allora, quanto è importante il fallimento nel processo di crescita? Cioè, come lo affronti o soprattutto come aiuti i tuoi pazienti ad affrontarlo? Beh, sicuramente, dobbiamo ammettere che il fallimento spaventa, no, Sì. quindi spaventa, genera un sacco di emozioni difficili, genera un sacco di paura, ansia, tristezza, eccetera. Quindi prendere atto di queste emozioni è il primo e accoglierle è il primo passaggio e poi vedere il fallimento in un'ottica di crescita più che in un'ottica di critica, no, Mh, quindi non come una cosa sbagliata, quindi come con giudizio estremo, ma come un tentativo di aver provato un percorso che si desiderava andasse in un certo modo, ma che poi, evidentemente creato altri tipi di risultati e, come dire, che ci ha permesso però di vedere dove magari ci sono degli errori, delle cose da sistemare, dei punti dove dobbiamo crescere, per poi anche, permetterci di riprovare, no, una nuova strada. certo, certo, certo. C'è uno psicologo, un visionario famoso che ti ha ispirata? Allora, mi viene in mente, il mio professore della scuola Mh. di psicoterapia, che è il professor Bruno Bara, che appunto era direttore della scuola di terapia, centro terapia cognitiva di Como. Lo ricordo perché diceva sempre, mi raccontava sempre questa cosa che, insomma qualsiasi esperienza, lui diceva: È tutto andato bene così com'è stato", Ah, no, okay, quindi, bellissimo, certo. quest'ottica di grande Che ogni cosa deve accettazione andare per come va, esatto, esatto, sostanzialmente, no, esatto. bellissimo.
che va un po' invece, quando cerchiamo di controllare, no, quindi cerchiamo di capire come devono andare le cose, è un po' è lì appunto che ci Eh sì, incartiamo. esatto, che ci incartiamo, Mh. perché ci ostiniamo, perché noi Mh. siamo soggetti proprio a delle ostinazioni, Esatto. perché siamo convinti che quella cosa deve funzionare così e ci ostiniamo, picchiamo la testa contro un muro piuttosto che quando invece magari girandosi dall'altra parte, no, c'è o la meraviglia Esatto. o chissà che cosa meravigliosa che stiamo assolutamente ignorando. Vabbè, noi forse avevamo anche una canzone, ma vediamo più tardi la mettiamo? Ma la mettiamo, così ci facciamo un momento di pausa e di musica. Va bene, rieccoci di nuovo qua. Allora adesso tu devi fare la sfida più grande nel tuo lavoro quando, cantavano Mina e Blanco, forse siamo un po' stropicciati. Tu cosa fai per aiutarci? Allora, quando siamo un po' stropicciati Mh. serve sicuramente fermarsi, Mh. fermarsi e, cercare un ascoltarsi, Mh-mh. no, e lasciare, emergere un po' quello che c'è. Quindi tutte le emozioni, l'ansia, la rabbia, la tristezza, la fatica, fino a che poi, queste emozioni fluiscono e poi si può fare anche un ragionamento, no, un punto della situazione per capire cos'è meglio. Allora, adesso dobbiamo andare un po' veloci perché abbiamo ancora 5 minuti, quindi vai con la Mission Impossible. Mission Impossible. Allora, i 3
Figli di Elena Colombo, per i nostri radioascoltatori, vai con il consiglio numero 1. Allora, consiglio numero 1: ogni emozione che provi vale, è valida, va bene. Anche la rabbia. Tutto, anche Tutto. soprattutto la rabbia. No, allora, non si butta via Niente. niente, okay? Poi, consiglio numero 2. Il fallimento è un'opportunità, un'occasione. Questo abbiamo già detto, Mh. una leva, no, Mh-mh. una leva per il cambiamento perché anche del cambiamento abbiamo tanta paura, ma Esatto. non si sa mai cosa c'è dietro un cambiamento, magari, ripetiamo, c'è la meraviglia, quindi non abbiate paura e se avete paura chiamate lei. Allora, consiglio numero 3. Di credere nel processo della Mh. vita, quindi seguire gli alti e bassi, e tutto quello che accade ha un senso, quindi Allora, domandone, perché poi abbiamo pochissimi secondi ancora. Qual è la ricetta di donna, la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori? Puoi anche dirmi una ricetta di cucina, un consiglio che sostanzialmente è un altro consiglio. Le stiamo rubando un altro consiglio. In realtà, vai, lei non ci vuole dare consigli, ma noi glieli chiediamo, siamo duri e ostinati. Vai. Sì. Allora, bisogna un po' fare pace con la vulnerabilità, Mh. secondo me, quindi anche le fragilità, no, quindi le debolezze sono in realtà un grande punto di forza. C'è una parola che è sinonimo di fragilità che è fralezza, e secondo me è anche quella parte della fragilità che è bella, Mh. la fralezza. Sentite le parole come mamma mia, che meraviglia, io sono innamorata delle parole, faccio una ricerca costante sulle parole. Va bene, allora noi abbiamo finito per oggi. Io vi ringrazio infinitamente, ringrazio la nostra ospite Grazie a e te. torna perché ti devo regalare una piantina Va di bene. aloe vera. Noi salutiamo e ringraziamo la nostra Sveva alla parte tecnica e vi auguriamo buona radio. A presto, ciao! Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.